Benvenuti ragazzi su questo nuovo video. Come vedete siamo di nuovo in moto, un'altra volta, e ancora, ma come vedete la moto non è la stessa degli ultimi video. Oggi, intanto andiamo a fare un giretto fuori porta, non troppo fuori e non troppo porta, perché voglio parlarvi di questa moto, voglio farvela vedere, voglio raccontarvi un po' le impressioni collegate a questa moto e quindi di conseguenza non andremo troppo lontani, ma faremo un video così, diciamo una presentazione, recensione, chiamiamola come vogliamo. Comincio con raccontarvi molto velocemente la storia di questa moto. Siamo a bordo di una Aprilia RST 1000 Futura, moto uscita intorno agli anni 2000, incredibilmente futuristica come linee, come design, come concetti, nata come concorrente diretta di moto come il VFR, grande sport tourer, categoria di moto che oggi ormai non viene più curata molto, quindi erano moto turistiche di derivazione sportiva, quindi con una posizione di guida caricata comunque all'anteriore, linee filanti, moto basse, veloci, diciamo l'equivalente di quelle che una volta erano le cosiddette macchine GT o Gran Turismo, auto confortevoli ma veloci, molto veloci, che permettevano qui quello che appunto si chiama turismo veloce, turismo sportivo, sport tourer. La Futura RST 1000 è una moto ad oggi, ad una distanza di 22 anni dalla sua nascita, ancora moderna e contemporanea, anche se sicuramente soffre di alcuni difetti di progettazione, complessità per l'epoca, avveniristiche, concetti di avanguardia che oggi sono sicuramente più obsoleti, ma soprattutto soffre un po' rispetto alle concorrenti per l'erogazione e per la potenza assoluta, che è sicuramente molto più bassa di moto attuali come per esempio il multistrada. La moto però è pazzesca, è una bellissima moto, va benissimo, è piacevole da guidare. Io l'ho comprata diversi anni fa, era, se non erro, 2014, quindi ho trovato un'occasione di una Futura in condizioni abbastanza tragiche ad una cifra per l'epoca ridicola. Parliamo di una moto che già oggi vale 2.000-2.500 euro, quindi veramente molto economica, che aveva tutta una serie di problemi. Poverina, io l'ho trovata, mi sono innamorato di quella moto e ho deciso di comprarla, e da lì è iniziato un lunghissimo calvario di lenta ricostruzione, ripristino e sistemazione, perché è una moto che purtroppo soffre di, come dicevo prima, diversi difetti di progettazione, alcuni tipici delle moto italiane dell'epoca, altri tipici di questa moto. Da allora ho cominciato lentamente a risistemarla, a metterla a posto, acquistare varie parti di ricambio, fare delle modifiche. Inizialmente avevo pensato di tenerla totalmente originale, poi capito il suo potenziale e capito un po' io cosa volevo, ho deciso di fare diverse modifiche, miglioramenti e implementazioni per renderla sicuramente più moderna e godibile. Il tempo oggi è abbastanza buono, c'è il sole, fa freschino, devo dire, parecchio freschino, però non ho intenzione di andare troppo in montagna, ripeto, voglio fare un tour vicino per cercare di fare un po' di video e di cose interessanti con la moto. Tra l'altro sto sperimentando anche il nuovo sensore di pressione, il TPMS, che ho montato, e voglio vedere anche quello come si comporta. Finora si sta comportando abbastanza bene, leva addirittura la variazione di pressione data dal riscaldamento delle gomme. Le temperature elevate sono un po' bassine rispetto a quello che pensavo, ma penso che sia normale, vedremo come si comporterà nelle prossime curve, nelle prossime strade. Stiamo andando verso i colli iberici, che iberici, stiamo andando verso i bei colli euganei. Guardate il colpo d'occhio di questa giornata. Detto che fa veramente molto molto freddo, io ho i guanti estivi addosso, ho portato anche i guanti invernali ma non li ho messi perché sono pirla. Non so che temperatura c'è fuori, adesso lo guardiamo, perché questa bellissima moto aveva anche già il termometro dell'aria esterna. Eccolo qui, 9 gradi la temperatura esterna. I sensori TPMS mi dicono che la ruota posteriore
è a 19 gradi e la ruota anteriore è a 9 gradi, le pressioni sono salite un pochino, il posteriore è andato a 3,2 a causa del surriscaldamento, l'anteriore a 2,6. Non so quanto riuscirò a sollecitare le gomme oggi perché, ripeto, fa freddo, però vediamo. E intanto ci avviciniamo ai colli. Dicevo, sono quasi in riserva, quindi sicuramente tra poco mi fermerò a fare benzina in un esosissimo distributore, perché uno dei grossi problemi attuali è veramente il costo senza senso che ha raggiunto la benzina. Mamma mia, pazzesco, non avevo mai visto effettivamente un prezzo del genere e sono letteralmente sconvolto, ma d'altronde non si può fare niente. Salutiamo i nostri felici amici Velox che ci accompagnano costantemente nei nostri giri. Appena l'ho presa, quindi diversi anni fa, mi sono reso subito conto che, sicuramente a causa dell'età la moto aveva delle sospensioni che erano abbastanza esauste, sia l'anteriore che il posteriore erano decisamente finiti, la moto affondava in modo molle e poco piacevole, quindi ho deciso inizialmente di ripristinare le sospensioni originali che montavano, se non erro, delle sospensioni Sachs anteriore e posteriore. Mi pare che l'anteriore era un 43 convenzionale, non a steli rovesciati. Ho ripristinato le sospensioni cambiando le molle, cambiando l'olio, revisionando tutto, sia l'anteriore che il posteriore, e usandola con il mio dolce peso dell'epoca, che era ben più di quello attuale. Quella moto era veramente difficile da portare, assolutamente. Già da soli comunque la moto affondava tantissimo in frenata, dondolava, oscillava, non era per niente solida. Quindi ho iniziato a ragionare su cosa si poteva fare e l'idea mi è venuta a causa di una mia precedente follia fatta su VFR. Comunque ho cercato e trovato la soluzione. La soluzione è molto semplice. La moto condivide, quindi la Aprilia RST 1000 condivide tantissime cose e tantissime misure con l'RSV 1000. Il motore è lo stesso, cambiano qualche misura, cambiano alcuni componenti ovviamente, cambia la potenza, ma è lo stesso motore. E così il canotto di sterzo è lo stesso, cambia l'inclinazione ma è lo stesso. E quindi quale idea malsana e folle mi è venuta? Semplice: prendere l'anteriore di un RSV 1000R e montarlo su questa futura. Parliamo di sospensioni, quindi forcella rovesciata upside down, Öhlins, se non erro da 52 o 53, fenomenale, installata sostitutiva perfettamente di quella originale, mantenendo gli stessi riser per i semimanubri, cambiando solo la parte della piastra. A quel punto completamente revisionata ovviamente, con molle rinforzate, olio adeguato, eccezionale. E grazie a questa piccola, chiamiamola piccola modifica, mi sono portato dietro anche un impianto frenante. Perché fermarsi alle sole sospensioni? Esatto, infatti la seconda cosa più importante in una moto dopo la sospensione sono i freni. E quindi impianto frenante di una Ducati, di un 999, quindi pompa freno, pompa frizione Brembo, pinze Brembo a 6 pistoncini, convenzionali, non radiali, ed ecco a voi signori l'anteriore più figo che si possa vedere su una futura. Allo stesso modo, cambiato e revisionato il mono completamente, non esisteva e non esiste il kit Öhlins, quindi non ho potuto fare la figata full Öhlins che avrei voluto veramente fare ma che non ho potuto fare proprio perché non si trova il pezzo. Quindi al posteriore revisione completa del mono, installazione di una valvola per la ricarica, molla maggiorata per il mio dolce peso, tornantiello bello, e quindi eccola qui in tutta la sua bellezza. Anteriore e posteriore revisionati, impianto frenante revisionato e molto più prestazionale del precedente. Hanno trasformato la moto portandola a diventare quella che io chiamo la White Biatch, perché è veramente divertente dal punto di vista delle sospensioni. Ora è una lama, mantiene la strada in modo incredibile, le traiettorie,
assolutamente divertentissima. Anche sul misto stretto, nonostante il suo peso, riesce a dare soddisfazione e sensazioni bellissime, quindi assolutamente lavoro vincente. Potremmo chiamarla RST Futura 1000R o addirittura RST 1000 Futura RR, perché veramente è diventata sportiva finalmente, ha riguadagnato la sua indole, troppo divertente. La frenata è fotonica, veramente fotonica la frenata, e la sospensione anteriore e posteriore lavorano veramente di concerto in modo meraviglioso. Oltretutto è una stradale, quindi con le misure, con le quote tipiche delle moto stradali. Eccola qua, riservissima. A parte che qua c'è un distributore di benzina, se non erro. Ci possiamo fermare a fare benzina qui a Teolo, dove costerà una cifra senza senso, 2,19 €. Mi sono fermato a fare benzina e mi ha fermato uno dei membri della famiglia Laverda e mi ha tenuto mezz'ora a parlare di moto e della Futura e della storia del motociclismo italiano e delle moto italiane, tutte le moto italiane. Pazzesco, cioè veramente pazzesco, è incredibile quello che è appena successo. E 100 metri più avanti mi sono fermato per controllare la telecamera, le impostazioni, e è successa un'altra cosa pazzesca. Mi ha fermato un ciclista dicendo che lui era il disegnatore progettista della Futura. Non ho avuto nemmeno forza, tempo e idea di accendere la telecamera e registrare, e mi dispiace tantissimo questa cosa, perché è stata un'occasione pazzesca parlare con loro. Il nipote di Laverda mi ha spiegato un po' i problemi agli impianti elettrici che c'erano negli anni, fine anni 90, primi 2000, che sono stati il motivo principale per cui il motociclismo italiano, la produzione di moto sportive italiane dell'epoca è stato difficile, e perché si sono riprese dopo. Come canta la bambina, devo dire che effettivamente dopo l'altro gigantesco intervento non meccanico ma elettronico che è stato fatto, la moto effettivamente è cambiata. Dovete sapere che la moto, come raccontava prima anche Laverda, aveva un enorme problema di impianto elettrico. Futura in particolare aveva veramente tanti problemi: regolatori di tensione, le bobine accensione, lo statore sottodimensionate rendevano la moto scorbutica e difficile, perché l'erogazione di corrente non era costante, regolare e precisa. Buon Augusto, appassionato di Aprilia e in particolare di Futura, ha messo a punto una modifica, e cioè l'installazione di bobine di derivazione automobilistica, che fanno sì di trasformare la moto e la sua erogazione in un'erogazione estremamente pulita e precisa. E sentite che fa la moto! Il motore è diventato veramente pulito, preciso, sale di giri benissimo, mantiene la curva di erogazione perfetta, tolte tutte le impurità della curva. Ha reso veramente la moto un'altra moto, veramente pazzesco. Complice poi anche sicuramente, per carità, l'installazione dello scarico, dato uno scarico GPR 2 in 2. Questi due accorgimenti insieme hanno fatto sì che, cavolo, la moto effettivamente diventa un'altra cosa. Ai bassi, nei tornanti, il motore c'è, cioè veramente chapeau per Augusto. Poi quando ci fermiamo vi faccio anche la lista di tutto quello che Augusto ha fatto sulla moto. Beh, ecco qui la mia Aprilia RST Futura 1000R. Ricapitoliamo l'elenco di tutte le modifiche che sono state fatte. Dicevamo anteriore, quindi forcella Öhlins rovesciata, trapiantata direttamente da una RSV 1000R, impianto frenante della Ducati 999, l'impianto di scarico 2 in 2 della GPR, intero impianto elettrico rifatto completamente, sostituendo le bobine, installando delle bobine differenti di derivazione automobilistica che Augusto ha installato in modo egregio. Abbiamo installato un supporto per il navigatore, le prese USB per la ricarica, la presa 12 volt, il voltmetro. Ho installato da poco il TPMS. È stata fatta una modifica al sistema di aspirazione, sono stati cambiati i supporti di gomma dell'aspirazione, un sacco di tubazioni. Ho cambiato ovviamente le gomme, le pastiglie, quindi tutto quello che è la manutenzione ordinaria, il filtro dell'aria. È stata fatta una modifica al tubo di presa dell'aria e di scarico dell'olio dell'airbox, in modo tale da non tenere
l'airbox sporco, insomma una quantità di modifiche importante, gli specchi nuovi con le frecce incorporate e una serie di modifiche all'elettronica come l'introduzione delle doppie frecce per esempio. Una quantità di modifiche incredibili per una moto che ha 20 anni ma che, come oggi mi hanno fatto notare nipote di Laverda, che come dicevo ho incontrato per caso a distributore di benzina, e un ingegnere progettista della Futura che ha lavorato in Aprilia, quindi che ha presentato a Monaco la moto all'epoca, è una moto che tuttora è veramente moderna e contemporanea. Il motore 1000 Rotax di derivazione dell'RSV, ovviamente con un'erogazione differente, con un volano diverso, più leggero, più pesante, scusate, per renderla meno scorbutica. La potenza alla ruota sicuramente intorno ai 100 cavalli oggi e intorno ai 110 dichiarati dell'epoca. Cercava di fare concorrenza al UFR, che è moto che ho avuto, tra l'altro ne ho avuti diversi, e che lei non è mai riuscita a contrastare purtroppo. La moto è veramente molto molto bella, il monobraccio posteriore si fa vedere, è incredibile, ha una linea pazzesca. Adesso levo le borse e ve la faccio vedere senza borse, perché anche senza borse è veramente pazzesca, è veramente bellissima. Il sistema di sgancio delle borse è facilissimo e quindi permette, ecco qua, in modo molto veloce e semplice, di togliere la borsa e farla diventare super sportiva e aggressiva. Guardate che posteriore è pazzesco, con il monobraccio e gli scarichi sotto sella. Ha una linea e un look tuttora super moderno. Ve la faccio sentire accesa. Eccoci in Clubhouse, ho deciso di girare qui la chiusura del video perché purtroppo l'ultima parte del video che ho ripreso sulla moto non è venuta perché mi sono dimenticato di togliere il lens cap dalla videocamera. Questi sono i problemi che capitano a chi sta imparando a fare video, quindi vi chiedo scusa. Spero che il video vi sia piaciuto, io voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, lasciarmi like e commenti sotto al video e di continuare a seguirmi per tutti i prossimi video che pubblicherò. Io vi ringrazio ancora e ciao!